In pratica, più di un lavoratore su due si è fermato e ha incrociato le braccia. Inevitabile la paralisi dei trasporti a Venezia e provincia durante lo sciopero di 24 ore indetto dal sindacato generale di base. L'adesione più alta nell'automobilistico, ma i disagi maggiori si sono registrati in centro storico, vista la mobilità speciale dei mezzi sull'acqua. A fare da colonna sonora le inevitabili proteste dei pendolari. ACTV, l'azienda di trasporto pubblico locale a Venezia, ha fatto sapere che oltre ai servizi minimi garantiti sono state effettuate parecchie corse straordinarie non previste in caso di sciopero, ma questo non ha evitato i disagi. La percentuale di adesione questa mattina in navigazione era intorno al 53%, ciononostante, oltre ai servizi garantiti, ai servizi minimi garantiti di collegamento con le isole, sono state inserite numerose corse. Elencati dall'azienda alcuni servizi straordinari effettuati, ma i problemi su tutta la rete sono stati inevitabili, visto che l'adesione complessiva è stata in media superiore al 60%. Aggiuntive in linea 2 tra Piazzale Roma e Tronchetto, tra Piazzale Roma e Rialto e tra San Zaccaria e Tronchetto. La percentuale maggiore di adesione allo sciopero si è riscontrata nell'automobilistico. Per quanto riguarda invece l'automobilistico, la percentuale di adesione è intorno al 70%, sono state inserite, oltre alle fasce di garanzia dove è assicurato il servizio regolare, alcune corse in linea tranviaria.